Pallone Treviso.
Marcolin alla battuta. E quindi con il numero 2 esce Alberto Brava e con il numero 6 entra Samuele Storini e con il numero 12 esce Stefano Rocchi e con il numero 18 entra Manuel Bertina. Bertina
Prata Volley. E poi Chioè Padova. Poi Viper Banca Modena Volley. Modena Volley e poi Aura Milano. Vitas Trentino e poi Favole Schio Torre Vicino. Dopo Schio Colombo Volley Genova e Diavoli Power Volley. Per sapere dove posizionarvi dovete guardare Valentina che saprà dirvi la vostra posizione. Dopo Colombo, Diavoli Power Volley e poi Lupe, Civitanova. E poi Vittorio Veneto Milano. Dopo Vittorio Veneto Volley Treviso e poi Desio. Buonasera e benvenuti alle premiazioni del trofeo 013 Città di Treviso, Centro Marca Banca. Possiamo iniziare a premiare le 24 squadre d'Italia che sono arrivate fin qui e che oggi festeggiano questo momento assieme. Chiederei un applauso per l'assessore dello sport che vogliamo eletto Enrico Maria Pavan, per Volley Treviso il vicepresidente Michele Conti e il consigliere Enrico Maggio, il presidente
Buongiorno, benvenuti a Vogliamo Veneto, è sempre un piacere vedere tanti ragazzi che praticano sport. Vi rubo un minuto e vi dico che Vogliamo Veneto quest'anno è candidata alla città europea dello sport e ospitare queste situazioni qua è fonte di grandissimo orgoglio. L'ultima raccomandazione, oltre al ringraziamento che voglio fare alla federazione in tutte le dislocazioni regionali, nazionali per la sua presenza sul territorio e all'associazione della Polisportiva Vogliano che ha accolto insieme a tante altre associazioni questo importante evento, è fare un appello ai genitori: continuate a sostenere i ragazzi, continuate a tifare i vostri ragazzi, perché senza di voi non ce la facciamo. Grazie a tutti. Grazie all'assessore allo sport di Vogliamo Veneto. E a proposito di ringraziamenti, ringrazierei anche i sostenitori principali di questa edizione del torneo 013, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzarlo. Quindi grazie a Centro Banca, Firma, Industria Forniture Modo, Cortese, Italia Gelato, Z3, Refrigerant, Autosile, TV Group, Zanella, Enrico Maggio Mobiliare, Meracchi, Pio Bernina, Studio Ponte, Posto del Project. Grazie anche al partner ecologico Direct Tech. Prima di iniziare le premiazioni darei la parola per un saluto al Presidente del Comitato Regionale Veneto, Roberto Maso. Buonasera a tutti, intanto vorrei fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno dato vita a questo torneo. Complimenti ragazzi, non abbiamo mai visto tanti maschietti così nell'attività di pallavolo, è una bella presenza, quindi faccio i ringraziamenti ovviamente alle società che hanno collaborato per questo torneo, in primis il Modi Treviso, il Comitato Territoriale di Treviso Belluno,
Elisa Zorzeon, Tocchetti, Luca Pozzon, Pietro De Lorenzi, Nicola Borbato, Nicola Adamicos, Nicola Mazzoni, Leonardo Alessio, Riccardo Geronetto, Guido Bordaniso, Lorenzo Maggio, Laura Montesso, Sara Michelani. Proseguiamo con la premiazione. Chiederei un applauso per la squadra classificata al 19° posto, che è la SDS Bolzano. Premia la SDS Bolzano Ilaria Boccaretto dello sponsor Firma Treviso. Leonardo Tritti, Marco Cagnato, Tommaso Cortesia, Davide Chiavinotto, Sara Maiano, Ludovica Pianello, Luigi Cicconi, Stefania Fugno, Filippo Negazzo, Tullio Messegato, Gianni Murello, Giovanni Scarpinsi, Giulia Moro, Stefano Vivato, Camilla Scataretico, Adele Pellizzone, Valentina Felini, Enrico Maggio, Walter Pirolo e Umile De Marco. Grazie perché senza di voi non potrebbe essere stato questo torneo. E complimenti quindi alla SDS Bolzano Ilaria Boccaretto di Firma continua con le premiazioni
Complimenti al gruppo del Genoa e si sale nella classifica. Quinto posto per i Cavoli Paolo Valley.
Complimenti anche a Paolo Treviso e in barba al protocollo vorrei prima di chiamare la squadra prima classificata chiamare i premi individuali che sono assegnati dalla commissione formata da Luciano Scurrona, direttore sportivo della Team Prato di Pordenone di Serie 2, da Gianni Cappelletto, allenatore dell'Under 17 di Paolo Treviso, vice campione d'Italia, e a Michele Zanina, tecnico azzurro e allenatore dell'Under 19 di Paolo Treviso. Chiameremo i tecnici per la premiazione e i migliori giocatori riceveranno una taglia a ricordo dell'evento e un buono offerto da Firman dal valore di 50 euro da utilizzare nei tanti negozi in Italia proprio del nostro sponsor. Quindi chiameremo anche Ilaria Bogaretto di Firman per la premiazione. Iniziamo quindi con il chiamare il miglior maneggiatore. Il numero 14 della società di Paolo Treviso, Nicola Ragazzo. Premiato da Luciano Scurrona di essere collegata da Gianni Cappelletto. Complimenti quindi a Nicola Ragazzo ed è il momento del premio MVP del torneo che viene consegnato da Michele Zanini. Complimenti al numero 34 del Desimo di Piazza, Thomas Pinello. Thomas però fermo qua, perché fa tutto l'MVP deve fare una cosa in questo torneo. Vai Alberto, aspetta, passa l'altra musica. Vai, vorrei vedere il tuo balletto sul Monster Block. Prego. Complimenti all'MVP del torneo. Grazie. È il momento quindi di assegnare il trofeo 013 194 2023. Il presidente Roberto Naso e il consigliere Giulio Donati premiano con il numero 1 Alberto Rara, con il numero 4 Andrea Rizzo, con il numero 5 Andrea Maranò, con il numero 6 Samuele Scolini, con il numero 11 Davide Sereso, con il numero 12 Stefano Ronchi, con il numero 14 Davide Coronati, con il numero 15 Marco Gianfrancesco, con il numero 17 Marco Fighi, con il numero 18 Manuel Bertin, con il numero 31 Nicolò Strada, con il numero 23 Noah Nardelli, con il numero 34 Thomas Brillano, la dirigente onorevole Rosangela Federelli e l'allenatore Riccardo Bellavio. La Vicaglione